Nella calza della Befana potrebbe arrivare il vaccino anti-Covid. Parola di Luca Zaia, impegnato in giornata in un incontro con il governo per approfondire questo delicato argomento. Anche perché, stando così le cose, il vaccino resta l'unica soluzione valida per frenare la pandemia. Se il 29 accadesse questo miracolo, noi potremmo già, perché immagino che i vaccini siano già prodotti, ci siano già immagazzinati, noi siamo già organizzati, partire, ma io dico, guardate, veramente non sto scherzando l'H24, perché dovremmo cercare di fare buttare il cuore oltre l'ostacolo. Noi abbiamo 30.000 ospiti delle case di riposo, dai quali dobbiamo partire, che devono essere vaccinati in tempi ultra rapidi. La sanità veneta regge l'urto dell'epidemia, ma il contagio non si ferma. Facendo tanti tamponi ne viene fuori che comunque positivi se ne trovano. Vuol dire che su 100 persone testate, 8,41, 8 persone e mezzo, brutto da dire, sono positive. Se non governiamo il processo, sarà il processo a governare noi, avverte il governatore. Avvertimento che si basa anche e soprattutto sull'allarmante numero di morti delle ultime ore. L'assessore Lanzarini ha chiesto per lunedì, martedì uno studio anche rispetto alle mortalità per valutare anche la provenienza dei deceduti. Sono deceduti che per la maggior parte, ma non nella totalità, sono ultra ottantenni, per capire anche quanto pesano le case di riposo e l'RSA su questa partita.